Il premio Nonino è una storia d'amore e negli anni il premio si è allargato ad una sezione prima giornalistica e in seguito addirittura letteraria, proprio volto a sostenere, a promuovere la civiltà contadina, la civiltà che fa parte della nostra storia e di cui la grappa era il distillato per eccellenza, che appunto era legata alla terra, legata però quindi ad una vita dura nei campi, e credo che il grande merito dei nostri genitori sia stato proprio di riuscire non solo a nobilitare la grappa con la rivoluzione Nonino del Monovitigno, ma addirittura attraverso un premio come il premio Nonino, che negli anni è diventato un premio tra i più prestigiosi, che addirittura ha anticipato ben 5 volte i premi Nobel. Pensiamo a Rigoberta Menchú, a Thomas Tranströmer, a Moyenne, Peter Higgs e al grandissimo Ovidia Naipaul, che è diventato poi un presidente della giuria, una giuria molto prestigiosa e legata da comune sentire, oltre che di amicizia, alla nostra famiglia. E in tutti questi straordinari anni il momento del premio Nonino è diventato un momento di importante condivisione, non solo di profumi e sapori. La grappa ha un linguaggio che è internazionale, no? Non conosce confini, e che ci ha permesso in tutti questi anni di conoscere anche altre importantissime culture. Mi viene in mente il premio Nobel Moyenne, fondatore del movimento delle radici legato proprio alla terra, e quindi la storia di un popolo è sempre legata alla terra. E Leonardo Sciascia, quando venne a ritirare il premio Nonino, quando gli chiesero se sopravviverà la civiltà contadina in un mondo industriale che stava sempre più sviluppandosi in maniera anche incontrollata, lui rispose: il giorno che morirà la civiltà contadina morirà l'uomo. E mai parole sono state così profetiche. Io poi ho un ricordo molto personale, molto intimo di questo scrittore straordinario che rimase in grande amicizia con tutta la nostra famiglia. Il papà e la mamma lo invitarono anche un'estate a trascorrere in Friuli e lui a Percotto scrisse Il Cavaliere e la morte. Io ero una ragazzina, con Leonardo Sciascia ho imparato a capire la parola silenzio. In una famiglia numerosa e anche in qualche modo rumorosa, sempre attiva, con una casa sempre aperta a ospitare le persone che desiderano venire a trovarci per conoscere quella che è la nostra storia, la nostra arte e la nostra grappa, incontrare un uomo come Leonardo Sciascia, con il quale si comunicava anche con lunghissimi silenzi, per me è stata veramente un'occasione di crescita meravigliosa. Come famiglia Nonino questo è il nostro piccolo contributo, un'occasione di poter non solo far conoscere quello che è il nostro lavoro, la nostra arte della distillazione, la nostra grappa, ma di poter anche contribuire con un momento di riflessione del mondo in cui viviamo, di fronte a uomini e donne straordinarie che diventano degli ambasciatori della grappa Nonino. È stato veramente molto bello e molto forte sentire un premio Pulitzer come Anne Applebaum dire che ogni volta che berrà un bicchiere di grappa penserà a Nonino, penserà al Friuli, penserà al premio Nonino e a questo momento straordinario che abbiamo condiviso, e la grappa Nonino diventa così un modo per condividere e promuovere la cultura. In qualche modo veramente beviamo cultura, sempre responsabilmente.